Siamo con Stefano Baldo, imprenditore impiantista, e parliamo dei 400.000 euro che lei avanza da appaltatori di lavori pubblici. Qual è la situazione? La situazione è che queste aziende sono in concordato, i concordati non sono ancora omologati, la maggior parte dei concordati mi dà il privilegio come artigiano, però di soldi non ne vedo. Lei ha dovuto riaprire una nuova azienda e ha mantenuto, diciamo, una decina dei vecchi dipendenti. Sì, io mi sono trovato che ho perso tutti i privilegi che avevo come persona, ho perso i privilegi dei pagamenti perché avevo pagamenti dilazionati a 120 giorni per gli acquisti di materiali e adesso gli acquisti li devo fare immediatamente per contanti o insomma pagamento rimessa diretta. Ho perso i privilegi che avevo con le banche perché ho perso un portafoglio di 600.000 euro di affidamenti che prima avevo, adesso non posso più avere. Oltretutto lei è in causa con 3 banche per usura e anatocismo. Io sono in causa sì con 3 banche, però ne ho altre 2 che devo partire perché mi trovo che ho 300.000 euro di soldi non dovuti alle banche che mi hanno minato un po' la mia attività, perché sono soldi che spettano alle mie tasche e non a loro. Lei, Stefano, a questo punto ha deciso di aderire allo sciopero fiscale. Tenga conto che per lavorare io devo ancora accontentare le aziende, quindi devo fare pagamenti a 60-90 giorni. Per alcuni enti sono costretto a aspettare le tempistiche, le loro tempistiche, quindi può essere 2 mesi, se ce li hanno in cassa devo aspettare magari anche 7 mesi, quindi io non potrò pagare le tasse perché non ho i fondi per andare avanti. È una scelta obbligata. È per forza obbligata perché i soldi attualmente le banche non li tirano fuori e avendo toccato il tasto dell'usura anatocismo sono visto come una bestia nera per loro, insomma per le banche, io sono il nemico pubblico.